Questa mattina San Fermo ha riaperto in grande stile il campo dei Gorillas Varese, dopo una serie di interventi migliorativi che hanno permesso alla squadra di football americano di riprendere al meglio le attività. A festeggiare la fine dei lavori al Jungle Field Niccolò De Peverelli c'erano il sindaco di Varese Davide Galimberti, l'assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi, il presidente dei Gorillas Paolo Ambrosetti e tutta la squadra, insieme alla madre di Niccolò a cui è intitolata la struttura. Dopo 4 anni di permanenza sul campo di via Sette Termini, i 40 iscritti dei Gorillas danno il via ad una nuova stagione, che si svolgerà su un terreno di gioco migliorato e utilizzando spogliatoi ristrutturati grazie al lavoro di squadra del comune e di tutti i tesserati dei Gorillas che hanno partecipato attivamente ai lavori con tanto di trapano e pennelli. Presidente, oggi è una giornata speciale, inaugurate nuovi lavori, insomma, che peso ha questa giornata per la società? Per noi è un grande sollievo aver riportato questo campo a un livello veramente buono per quanto riguarda appunto i lavori che abbiamo fatto sugli esterni e anche dentro gli spogliatoi. È stato un grandissimo lavoro fatto sia grazie al fatto che il Comune ci ha permesso di scomputare parte del canone di affitto, e questo è stato il lavoro che è stato fatto sull'esterno, mentre i ragazzi hanno lavorato incessantemente per rimettere a posto l'interno degli spogliatoi, per cui va tutta la mia gratitudine a loro. È stata un'estate lunghissima di lavoro, ma sicuramente questo lavoro sta pagando e il risultato è davanti ai vostri occhi. Le prossime attività in programma quali saranno? Allora, l'11 settembre ci sarà la nostra festa, i Gorillas Games, per cui saremo di nuovo qui al campo con musica dal vivo e scherma storica. Sarà un bellissimo momento di socialità, è una bella festa. E settimana prossima siamo qui sempre a San Fermo per la festa della Penasca, quindi parteciperemo alla vita del borgo, anche perché la nostra associazione ha aderito all'associazione degli amici di San Fermo, quindi sempre di più siamo legati a questo rione e supportiamo le attività a livello locale. E naturalmente ricominciamo gli allenamenti, ci stiamo già allenando, ma diciamo che ci sarà l'inizio ufficiale degli allenamenti, e quindi tanto lavoro sul campo come sempre.